L'arbitro aragonese Antonino Costanza della sezione AIA di Agrigento è stato designato per la finale Coppa Italia di Serie A Woman, che si disputerà allo stadio Tardini di Parma tra Juventus e Fiorentina. Sarà trasmessa in diretta su Sky Sport alle ore 12 di domenica 28 aprile. Si tratta di un significativo riconoscimento per il giovane fischietto agrigentino, che saranno alla ribalta di una manifestazione importantissima a livello nazionale. Attualmente Antonino Costanza dirige gare in Serie D e ambisce alla promozione in Serie C. Intanto sabato 27 aprile è in programma la 25esima giornata del penultimo turno della regular season. La SEAP Pallavolo di Aragona ospita il Battipaglia, formazione già retrocessa in Serie C da alcune settimane. Il Sestetto Campano è ultimo con appena 7 punti in classifica. Tutti i favori del pronostico dunque sono per la squadra aragonese, vice capolista del girone e migliore seconda dei 9 gironi di B2. Il coach Paolo Collavini non ha nessun problema di formazione e contro le ragazze del Battipaglia potrà schierare il sestetto tipo. Nel corso del match potrebbero trovare spazio anche le giovani locali Cristiana Messina e il secondo libero Antonina Sicorello. Per l'Olimpica Akragas, quella che ci accingiamo a vivere, è la settimana più importante della stagione. Una gara da dentro fuori con il Salemi, il cui esito finale potrebbe staccare un biglietto importante per continuare a sperare, oppure a riporre i sogni nel cassetto. In questo momento ad Agrigento si sta vivendo nell'ansia, ma la voglia di andare avanti è tanta, anche con la prospettiva di dover giocare fuori il primo scontro playoff e anche il secondo se si riuscirà a superare il turno con il Salemi. Ne sono convinti i giocatori, con in testa il tecnico Giovanni Falsone, come anche l'attuale dirigenza con il proprio presidente Salvatore Bottone. Ricordiamo che l'Olimpica Akragas e il Salemi si sono affrontati in campionato registrando una vittoria per parte, vittoria salemitana al San Giacomo per 3-1, vittoria all'Esseneto per la compagine dei Templi con lo stesso risultato 3-1. Intanto un comunicato stampa congiunto da parte dei calciatori del Salemi mettono in dubbio la semifinale dei playoff in programma domenica prossima 28 aprile alle 16:30 allo stadio San Giacomo con l'Olimpica. Senza rimborsi dallo scorso mese di novembre, tutti i calciatori salemitani minacciano di non scendere in campo.